Si chiama Giovanni, ha 62 anni e viene esattamente da Petrosino. Ciao Giovanni. Ciao. Allora Giovanni, tu sei in cerca dell'anima gemella. Sei in cerca di una donna per te, la donna ideale. Una donna per casalinga mi interessa. Ascoltami, quanto tempo è che sei single? Io un anno avevo 15 anni che sono solo. 15 anni. Sì. E in 15 anni non hai mai avuto una donna? No, niente. Mi risulta che tu praticamente sei stato sposato, hai figli? No, io scapolo. Sì. Era convivente. Quindi non sei mai stato sposato? No. E la convivenza ha portato dei figli? Sì. Che quanti figli sono? 6. 6 figli, che abitano per i fatti loro? Sì, una sola nave a casa, che chissà Daniela. Esatto. Però per il resto sei completamente solo? Solo. La casa ce l'hai? Sì, a casa sola. Vivi da solo? Come mia figlia lei come era linda perché è stato solo e mi guida io. Il lavoro ce l'hai? Io se travaglio per conto mio. Che lavoro fai? Sogno manuale comune, ma siccome quando si bisogna gioco combatto con ferro, però ti arrangi. Pulizia di non ci stai mai fermo, non ti portai male, combatto mai. Esatto. Ascoltami Giovanni, come mai ti sei deciso di venire nella trasmissione? Sono deciso che l'avevi a pensare prima d'ora, siccome non l'hai pensato prima d'ora, sta cosa perché aveva i miei figli tutti dentro, e uno mentre se la femmina dentro. C'erano un beruglia poi, certo. Dice perché? Perché facendo quello che tu trovavi a qua avevi da fare con chi ti mette dentro o con mettere i tuoi figli che poi ti portano in rattacapa. Esatto. E avevi visto invece certo. casa, perciò bisognava rifare la vita solo e stare qui. Esatto. Capiste? E che sei la cosa? Io fermo ci stai mai, travaglio sempre, perché ognuno non lo vedo mai. Vabbè, parlaci un po' di te, che tipo sei? C'hai vizi particolari, non so, bevi? No, vivere niente. Per bere niente. Io Fumi? fumo ricchissimo. Sigari. Sì. E poi niente altro. Nei bar ci vai, mi piglio un Non hai vizi particolari, non so giocare a carte, giocare a poker, macchinette, queste cose? Niente, a me mi dare travaglio e casa, non mi interessa queste cose. Esatto. Perché io 100 lire non ce la fare mangiare le macchinette e manco ce la fare mangiare la ora. Esatto. Se la mangiare linda che i miei figli. Perfetto. Capisci? Sì. Perché uno sa Dio come si fa per sguettare 1000 lire. Certo. Stai facendo dei discorsi veramente originali. Oh, a me mi interessa che se io capito una compagna, basta che giurazione casalinga, un navagliere e un mogliere essere fatta sgaibe, le mie c'è, un mangiare c'è, vivere 1000 lire non la lasso perché secondo c'è, a tavola è più tutte. Certo. Come dico. Come per essere sincera con mia, io devo essere sincera pure con te. Certo. Sape figli, come mi rispetta i miei figli, io rispetto i figli di. Esatto. Perché non è che faccio sparare certo. Per noi. Va bene. Parliamo dell'età di questa donna. Tu hai 62 anni, quindi da che età dobbiamo partire? La partenza. La partenza. Io mi batto di 45-50 anni. Quindi partiamo dai 45 anni, attenzione, per finire a? 50 anni. Poi se ne ha 52. O 50. La facciamo dai 45 ai 55, giusto? Preferenze di colore di capelli, fisico? Non mi interessa, capite? Non se ne fanno. Mi interessa che la femmina sia seria. Ti e accetti per quello che sei soprattutto? Se una cosa va, si fa. Se non si fa non è obbligatorio che uno. Certo. Ti piace tu saper fare una cosa, non è che vai a mettere una che non mi fa simpatia per dire certo. E manca altrettanta idea. Certo. Mi capisci? Perché uno ha una vita felice da dentro. Certo. E niente, chi sei la cosa? Amiche telespettatrici, lo state vedendo, Giovanni, 62 anni, di Marsala, sta cercando la sua donna ideale. Giovanni cerca una donna che parta dai 45 e arrivi massimo ai 55 anni, non ha preferenza come aspetto fisico, Giovanni cerca una donna seria che lo accetti per quello che è. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare possono chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. Giovanni è qui e vuole essere contattato perché si vuole sistemare, vuole trovare la compagna della sua vita. Giovanni, in questo momento ci sono le telespettatrici che stanno decidendo se chiamarti o no. Vuoi lanciare un messaggio guardando la telecamera? Se c'è qualcuno che si capisce che ci faccio simpatia, mi chiama, sono un versione del telefono. E basta, non ci ricordo niente. Perfetto, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ciao. Ciao ciao. Oh yeah.